Seconda corsa e prima prova del Tommaso Grassi Award, terza semifinale. Cavalli di 3 anni, NG di Iesi, Elmojet, Election S, Event Rose, Exit RG e Senza Griff. Seconda linea Helios, Delle Lame, Epica Daghi e Stelle Dark e c'è Bombo Jet che è il netto favorito, numero 10. Antonio Greppi in sediolo, macchina che comincia ad accelerare. Vediamo la partenza con dall'esterno Event Rose e Senza Griff che si avvantaggiano e Senza Griff insiste in poche battute, sfila su Event Rose, mentre all'esterno col numero 10 esce Bombo Jet che dovrà ora cercare di portarsi in breve su quella che è l'avversaria principale, vale a dire Senza Griff. C'è Bombo Jet in breve sorvola tutto il gruppo e arriva a ridosso della femmina e c'è Bombo Jet, attacca, non trova opposizione e sfila in 400 metri appena abbondanti, 37 che valgono ovviamente molto meno per Ecce Bombo Jet. E Senza Griff in seconda posizione precede Event Rose, mentre più indietro dovrebbe esserci NG di Iesi e via via tutti gli altri. 46,8 sul rallentamento imposto dal leader. C'è Bombo Jet che ha vinto poco tempo fa sulla pista in 2 minuti. All'esterno vediamo il numero 3 Election S che si trascina Epica Daghi, quindi Exit RG che lascia in coda Stelle Dark. Intanto ancora un 15,4 ora davanti alle tribune, si arriva così al chilometro, condotto da Ecce Bombo Jet, Antonio Greppi in sediolo, seguito da Senza Griff con Edoardo Loccisano in salchi, la terza posizione per Event Rose e Paolo Scamardella, mentre all'esterno c'è ora tentativo ancora di Exit RG, Election S, sposta a questo punto e Senza Griff a metà della curva conclusiva, va su Ecce Bombo Jet e i due prendono vantaggio. Ingresso in retta con Ecce Bombo che respinge per il momento il Senza Griff, che però non si dà per vinta, insiste ancora e Senza Griff, Ecce Bombo replica e Senza va di nuovo su Ecce Bombo che però ribatte ancora bene e vince. Secondo posto per Senza Griff davanti a Epica Daghi, 1,16,6 il ragguaglio conclusivo, un bel 29,3 a chiudere per il favorito Ecce Bombo Jet che Antonio Greppi porta al successo dopo aver sfilato in 400 metri su Senza Griff, che poi ha provato la rivincita in retta d'arrivo. Vediamo, sembra guadagnare qualcosa alla fine, però Ecce Bombo Jet mantiene quella lunghezza di margine che aveva anche all'ingresso in retta d'arrivo e raddoppia così il successo dell'ultima uscita. Primi 10 punti quindi per Antonio Greppi, che comanda così la classifica dopo la prima prova.